dopo questo servizio la linea va in Veneto al collega Paolo Zeriali per notizie e aggiornamenti relativi all'Alto Adriatico. Buonasera cari telespettatori, da Portogruaro, dalla redazione appunto Alto Adriatico. Passo subito a presentare l'ospite di oggi, Fabio Furlan, segretario provinciale della FIOM CGIL della provincia appunto di Venezia, con cui parleremo in particolare della crisi del Veneto orientale. Ma ora passiamo rapidamente a parlare appunto con il nostro ospite, il segretario della FIOM CGIL della provincia di Venezia, ma naturalmente i riflettori in questo momento sono puntati sul Veneto orientale e quindi passo subito la linea a Pordenone alla direttrice Anna Zoldan, che ha certamente una domanda per il nostro ospite. Sì, grazie Paolo, buonasera. Allora, in primo piano ovviamente i problemi che riguardano la categoria dei metalmeccanici, e non solo, perché la situazione, come nella vicina destra Tagliamento, penso sia abbastanza critica anche nel Veneto orientale, in provincia di Venezia, è così? È proprio così, purtroppo. Qualcuno tempo fa diceva che la crisi è finita. Noi crediamo giusto al contrario, anzi adesso purtroppo vedremo i veri effetti della crisi, che sono quelli che in primo luogo vedranno tante persone perdere il posto di lavoro. È evidente che la situazione ormai diventa drammatica e io credo che a questo punto qua urge, ma proprio urge, un tavolo urgente per parlare di crisi del Veneto orientale, perciò bisogna che la conferenza dei sindaci, i politici tutti, bene o male, si sbrighino a aprire un tavolo per poter capire effettivamente lo stato di salute delle imprese del Veneto orientale. Del Veneto di Venezia, parteciperete alla manifestazione organizzata per il 27 novembre a Roma? Ovvio che sì, ovvio che sì. Noi veniamo da una grandissima manifestazione come FIOM ha fatto il 16 di ottobre a Roma, in cui ha visto una partecipazione incredibile di tanti lavoratori. Parteciperemo ovviamente anche alla manifestazione della CGIL per il prossimo 27 di novembre e speriamo che da lì si riesca finalmente una volta per tutte ad avere anche un bel sciopero generale in Italia, in cui si riesca così una volta per tutte a rimettere al centro della politica nel nostro paese il lavoro. E quando si parla di lavoro oggi si parla ovviamente di crisi, e quando si parla di crisi oggi dobbiamo veramente trovare soluzioni alla crisi. Bene, grazie Furlan, lascio alle altre domande del collega Zeriali. Beh, io volevo puntare i riflettori soprattutto sulla Dexion, che è la crisi veramente, la ferita aperta in questo momento. La situazione, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, ma attualmente la situazione qual è? Sì, io intanto vi ringrazio per avermi invitato, perché questo permette di mantenere accesi i riflettori sulla Dexion, perché è evidente che noi parliamo di un'azienda sì multinazionale ma piccolina, di Cinto Maggiore, perciò il risalto non è quello di un'azienda grandissima, però in questa occasione qua mi permette di poter continuare a parlare di un'avvertenza drammatica che si è aperta in questi giorni qua, avvertenza che tra l'altro vede da oltre 10 giorni i lavoratori della Dexion, le lavoratrici, davanti ai cancelli a presidiare la fabbrica, in difesa proprio del proprio posto di lavoro, in difesa del lavoro in generale, ma in difesa anche del proprio orgoglio. Perché dico questo? Perché lavoro e dignità sono le cose che la multinazionale americana, in occasione dell'incontro fatto in provincia di Venezia con l'assessore Danna e con l'amministrazione comunale di Cinto, ecco lì veramente questi qua hanno veramente tolto dignità e lavoro ai lavoratori. Perché sostanzialmente che cosa hanno deciso di fare? Hanno comprato questa azienda, che tra l'altro ne possiedono tante, e poi? Noi parliamo della multinazionale americana che vanta ben 700 aziende in tutto il mondo. Beh, questi qua ad un incontro chiesto da noi appunto in provincia il 4 di novembre si sono presentati dicendo cosa? Che a far data dalla data odierna, cioè il 4 di novembre, l'azienda avrebbe iniziato uno smantellamento della fabbrica per arrivare al 30 di novembre con una cessata attività come ultimo giorno lavorativo. Questo è quello che ci hanno detto.
Ecco, vediamo, approfitto di dire, vediamo alcune immagini appunto del presidio che è insomma... Presidio in atto da oltre 10 giorni, che lo fanno dalla mattina alla sera, anche in tutta la notte, insomma 24 ore al giorno, poi il tempo non ci aiuta più di tanto, ma insomma vedo che i lavoratori sono proprio decisi, perché insomma è evidente che non accettano quello che sta accadendo. Lì ci sono anche molte persone che sono over 40, insomma, che non sono facilmente reimpiegabili in altri settori, visto poi che Cinto non è che abbia tante altre opportunità anche che offre di lavoro. Noi parliamo ovviamente di Cinto, di Vento Orientale, ovvio che per Cinto, per il territorio, una chiusura di una fabbrica così è una cosa inaccettabile. Se tu vedi Indexion, ma questo vale per tutte quante le aziende, oggi se perdi lavoro ti trovi come Indexion, tu hai giovani, hai donne e hai meno giovani. I giovani sanno benissimo che oggi trovare lavoro hai un futuro da precario. Per quanto riguarda le donne, gli over 45-50 anni, per questi qua le opportunità sono veramente poche. Ecco perché insomma questi qua sono decisi a non mollare. Ora in concreto che cosa possono fare le istituzioni? Ma allora, al di là così del pressing nei confronti della multinazionale? Allora io partirei dall'inizio, nel senso che noi parliamo della multinazionale americana che ha acquisito la Dexion circa 5 anni fa, una fabbrica che andava benissimo, no? Ecco, non più tardi di un anno fa, sempre la multinazionale aveva fatto già una scelta dolorosa, aveva cessato un'attività di quella fabbrica lì, un reparto neutro. Per qual motivo l'hanno cessato? Perché loro dicevano che era inutile mantenere vive due attività, che per loro interessava solamente la refrigerazione, perciò era fondamentale tagliare quel reparto lì neutro, che significava 21 esuberi. Questo permetteva una volta per tutti di poter rilanciare l'azienda per quanto riguarda la refrigerazione. Hanno detto che una scelta dolorosa sì, però in cambio avrebbero sicuramente fatto investimenti di rilancio dell'azienda. Ecco, ci troviamo, e queste cose qua le hanno dette poi in sede Confindustria, le hanno detto davanti al Ministero, ecco, ci troviamo che un anno dopo a questa cosa scritta, gli impegni detti e scritti, no, questi qua prendono e se ne vanno. Ovvio che per noi la cosa è inaccettabile. Quando parliamo di Dexion, io ripeto che non parliamo di una fabbrica in crisi, noi parliamo di una fabbrica che è all'avanguardia, che addirittura ha delle grandi potenzialità. Ma non solo, lì parliamo di un'azienda che ha linee nuove, che ha produzioni nuove, un'azienda che ha dei prodotti nuovi che sono anche all'avanguardia perché rispettano la normativa sul basso consumo energetico. Parliamo di un'azienda che ha dei lavoratori che lavorano lì da 23 anni con una professionalità veramente grande. No? Allora succede cosa? Noi certamente torniamo a parlare di questo tema, teneremo caldo di volta in volta appunto l'argomento, insomma, perché l'attenzione poi non cali. Io ringrazio Furlan, sarà sicuramente ancora il nostro ospite anche poi per parlare di quelle che sono... Sì, concludo. Un'ultima conclusione? Proprio sì. Concludo, nel senso che noi abbiamo un incontro al Ministero di Roma il 24 di novembre, sarà importante, appunto, incontro fondamentale, e ci auguriamo una cosa chiara, insomma, che l'azienda non si presenti lì a ribadire la cessata attività, ma effettivamente che presenti un piano di rilancio. Io chiedo alle forze politiche e quant'altro che hanno dato la solidarietà, io chiedo a loro che diano un forte sostegno, perché quello che sta accadendo è inaccettabile e non può finire così, perché altrimenti saremo alle solite. Le multinazionali vengono in Italia, acquisiscono il mercato, poi una volta che sono pronte prendono, vanno via creando dei drammi sociali nel nostro territorio. Il Vento Orientale non può più permettersi che queste cose qua accadano. Abbiamo la storia dell'Innificio, la Pansac, l'ACO, abbiamo la Dexion, avremo tante altre. Bisogna veramente cominciare tutti quanti a fare un ragionamento e trovare delle soluzioni al problema. Io penso che sia fondamentale l'incontro del 24 perché dobbiamo trovare una soluzione al problema. Grazie.